L'Europa vista con gli occhi e le parole di oltre 50 studenti dell'Alta Marca trevigiana. Questa è l'iniziativa promossa dall'Intesa Programmatica d'Area delle Terre Alte della Marca trevigiana, il partenariato per lo sviluppo locale composto da 30 comuni e 25 partner privati, che ha coinvolto le scuole superiori di Conegliano, Pieve di Soligo, Valdobbiadene e Vittorio Veneto in un concorso di creatività dedicato al rapporto tra giovani e Europa e patrocinato dai periodici Tutto Scuola, Il Quindicinale e Oggi Treviso. Il significato di questa iniziativa è far capire come dal punto di vista politico, strategico ma anche sociale sia fondamentale cominciare a ragionare in un territorio molto vasto a livello quindi europeo. Non dimentichiamoci che l'Europa al giorno d'oggi è 28 stati, ci sono altri che stanno per entrare a far parte e quindi dobbiamo cominciare a collaborare tutti assieme, avere una prospettiva più ampia del nostro semplice territorio, visto anche le possibilità che l'Unione Europea ci dà e ci fornisce a livello internazionale. Quindi abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere i giovani, visto che loro sono il nostro futuro, e da lì partire per creare una relazione più forte fra i vari stati dell'Unione Europea. Sì, l'intesa programmatica d'area Terre Alte della Marca trevigiana e il GAL dell'Alta Marca hanno promosso questa iniziativa perché intendono proporsi come la porta di accesso del territorio a opportunità, programmi e risorse dell'Unione Europea. Per i giovani l'Unione Europea dà importanti occasioni, in particolare con i progetti Erasmus, per la propria crescita e per la possibilità anche di fare degli stage all'estero. Inoltre sta partendo ora la programmazione 2014-2020 che punta alla crescita sostenibile, inclusiva e intelligente, e quindi dobbiamo essere pronti con progetti importanti per portare fondi importanti sul nostro territorio. L'iniziativa, inserita nella Settimana Europea della Gioventù, si è conclusa lo scorso 9 maggio in occasione della Festa dell'Europa con la cerimonia di premiazione delle 4 scuole vincitrici del concorso. Il Liceo Flaminio di Vittorio Veneto, l'Istituto da Collo di Conegliano, il Casagrande di Pieve di Soligo e l'Isis Verdi di Valdobbiadene. Ad accomunare i tanti lavori pervenuti, scritti, video e immagini, lo spirito di apertura e di dialogo verso i paesi europei. Ecco, il senso dell'accoglienza, questo diciamo così, ci ha lasciato veramente contenti il gruppo che ha coordinato la giuria dei premi, l'apertura verso l'altro. Ti diamo la mano, ecco, questo è il messaggio, ti diamo la mano e cerchiamo di stare insieme. I giovani come promotori di un'Europa dei popoli e delle opportunità, ma anche di un messaggio di pace che coincide con la ricorrenza, sempre il 9 maggio, della giornata della memoria delle vittime del terrorismo. Oggi, 9 maggio, è il giorno in cui fu ritrovato il corpo di Aldo Moro e lo abbiamo unito perché Moro è stato un grandissimo statista. Mentre lui era Presidente del Consiglio, venne votato a Roma il suffragio universale e secondo Aldo Moro l'Europa era lo strumento per uscire dall'isolamento, per superare lo stesso terrorismo.